Buon pomeriggio amici di Directa Sport, un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Andrea Farris vi giungono dal Fraloci di Tortolì, dove sta per andare in scena la 12ª giornata di eccellenza tra il Tortolì del neotecnico Franco Giordano e il Sant'Elena Quartu, sfida salvezza tra neopromosse che si sono giocate l'accesso a questo campionato di eccellenza nella doppia finale playoff dello scorso anno, culminata con la vittoria del Tortolì proprio qui al Fraloci per 2-0 grazie alla doppietta di Simone Contu, quest'oggi titolare in mezzo al campo, protagonista con gol anche all'andata. Subito uno sguardo alle formazioni. Questo è l'esordio, lo dicevamo, del neotecnico Giordano, che schiera Daga in porta, in difesa con Alessandro Pirodi, Del Piccolo, Larac e probabilmente anche Sulis, che potrebbe agire lungo tutta la fascia destra. Centrocampo folto con Serra, Capitano, Rarinca, Contu e Ferrareis, davanti Roberto, Pirodi e Manconi. Risponde invece il Quartu Sant'Elena con Sanna in porta, difesa probabilmente a 4 con Boy, Angiargia, Mancusi e Pizzalis, centrocampo con Minerva e De Logo in mezzo al campo, Iesu ed Agostino ai lati, davanti Ibrahim Atiam che sostituisce l'indisponibile Olioro, già per lui un gol in campionato. E dunque in questa stagione entrambe stanno trovando qualche difficoltà, il Sant'Elena sicuramente qualcuna in più. I biancoverdi infatti si trovano a quota 6 punti, in ultima posizione a -3 dalla zona playout, addirittura da -6 dalla zona salvezza proprio occupata dal Tortolì in 12ª posizione. Tortolì che invece era partito benissimo con 2 vittorie all'esordio che, come detto dal presidente De Murtas, avevano fatto far qualche volo pindarico di troppo a inizio stagione appunto. Esordio appunto contro Carbonia e Santa Teresa, dove sono arrivati 6 punti nelle prime 2 giornate, poi però il solo punto nelle ultime 4 hanno portato la società Ogliastrina a optare per il cambio in panchina. Dunque dentro Franco Giordano per Salvatore Mereo, al quale ovviamente va riconosciuto il merito di aver riportato il Tortolì in eccellenza. L'arbitro di quest'oggi, il signor Francesco Succu di Nuoro, sarà coadiuvato da Andrea Cubedu di Sassari, e di Sassari anche il secondo assistente Alessandro Ventuleddu. Ultimo check anche tra arbitro e assistenti. Dunque fischietto in bocca per l'arbitro Succu, sarà il Tortolì a giocare questo primo pallone. Si parte dunque, primo pallone manovrato dai padroni di casa, subito lancio sulla destra, colpo di testa ad allontanare di Ibrahim Atiam. Primo laterale battuta da Sergio Sulis, va a prendersi questo pallone il numero 20 Manconi. Lotta in zona centrale, tante maglie bianche sradicano il pallone al numero 20, poi alla fine il primo fallo è a favore del Sant'Elena. Ha messo giù Mattia De Logu, capitano del Sant'Elena Quartu, che batte questa punizione. Primo lancio lungo in verticale a cercare proprio D'Agostino, con il ponte forse fatto da Roberto Pirodi, che alla fine subisce il fallo, anche tra le proteste dello stesso De Logu. Calcio di punizione per il Tortolì. Giornata di eccellenza che si è aperta ieri con le vittorie entrambe per 1-0 di Atletico Uri e Ossese su Buddusò e Nuorese rispettivamente. Ossese e Nuorese, gran big match andato a favore dei bianconeri di Ossi. Tortolì che qui guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. E Sant'Elena che quest'oggi proverà a sfatare un tabù di 0 vittorie in trasferta ottenute finora. Tortolì che attacca qui con la conclusione a giro tentata dal numero 10 Andrei Rarinca, terminata larga e alta sul secondo palo. Non rivoluziona più di tanto la formazione iniziale Giordano rispetto all'ultima uscita del Tortolì. Casalinga poi contro l'Atletico Uri ne cambia solo 2. Occhio qui a Contu che prova ad avanzare, servito Manconi, cerca compagni, sta arrivando Sulis sulla destra, cross al centro in zona, Pirodi che va di testa senza però indirizzare il pallone, palla che finisce alta, prima potenziale occasione per il Tortolì. E dicevo poco fa della formazione del Tortolì, solamente 2 cambi rispetto alla partita contro l'Atletico Uri, cambi soprattutto per necessità. Il Tortolì parecchio rimaneggiato in difesa con le indisponibilità di Desan e Simone Orru, che hanno costretto a utilizzare tutti i membri
della rosa, mister Franco Giordano, quest'oggi come detto più volte, all'esordio sulla panchina del Tortolì. Allontana qui, o almeno prova a farlo il Sant'Elena. Va lungo qui De Logu, D'Agostino la tiene in campo con la testa. Alla fine pressione alta portata da il numero 14 Ferrareis, che ha trovato l'ultimo gol invece del Tortolì in campionato in casa del Taloro Gavoi. Ultimo punto conquistato dal Tortolì in questo campionato di eccellenza. Guadagna un'altra rimessa laterale qui il Tortolì, sempre con le mani, pronto l'ex primavera del Cagliari Sergio Sulis. Si va a vedere Rarinca, palla invece un po' più ambiziosa per Ferrareis che si era mosso in profondità. Rarinca mette ordine, torna all'indietro dove c'è Larac. Si ritorna addirittura da Emanuele Daga che sceglie di andare con il rilancio lungo. Pirodi probabilmente in posizione di offside. Contu rincorre questo pallone. Un po' di confusione nella difesa del Sant'Elena che però se la cava con Boi. Alla fine in qualche modo sradica il pallone Minerva, che cerca anche di andare in profondità. Alla fine mette ordine ancor più Andrea Manca, che apre sulla corsia mancina dove c'è Pizzalis. D'Agostino si sta buttando dentro Pizzalis, servito il numero 3 che viene messo giù, contatto dubbio. Secondo l'arbitro non c'è fallo, ci sarà solo rimessa laterale per il Sant'Elena, che ha provato ad affacciarsi nella metà campo avversaria con la combinazione sulla fascia mancina tra D'Agostino e Pizzalis che arrivava da dietro. Finito a terra l'ex Iglesias, che viene aiutato a rialzarsi anche dallo stesso Sulis. Pronto proprio D'Agostino ad andare con le mani. Salgono anche le torri. Sale ovviamente anche Mancusi per sfruttare i suoi centimetri. Minerva tocca questo pallone, non in maniera convinta, il numero 9 Jesu. E alla fine allontana Alessandro Pirodi per il fratello Roberto, che viene messo giù, subisce fallo, calcio di punizione per il Tortolì. Giro palla difensivo per il Tortolì, che muove palla con Jeremias Del Piccolo, classe 2005, quest'oggi schierato al posto di Desan, indisponibile. Pallone che sfila all'ultimo tocco e di un giocatore del Tortolì, sarà rimessa laterale per il quarto Sant'Elena. Con le mani Boi, alla fine altro tocco di un giocatore del Tortolì, altra rimessa laterale qualche metro più avanti per il Sant'Elena. Cerca compagni, cerca soprattutto movimenti qui Boi con il tocco di Jesu verso Manca. Minerva non ci può arrivare, alla fine in qualche modo De Logu, supportato da Jesu. Tiam lotta in mezzo al campo, se la cava e mantiene il possesso palla. Mancusi allarga ancora su Tiam e prova la giocata col tacco un po' rischiosa. Alla fine Sant'Elena comunque se la cava con la buona giocata da parte di De Logu, che poi apre sulla corsia mancina dove è rimasto alto Pizzalis. Centralmente per Manca, reclamato un fallo qui Pizzalis, che si rialza, mantiene il possesso palla, poi trova la traccia verticale verso Agostino, che probabilmente non si aspettava più il pallone. Alla fine Minerva si lotta in quella zona di campo, ancora Minerva prova la verticale verso Jesu, anticipa tutti Del Piccolo con Roberto Pirodi che subisce un altro fallo. Ottimo lavoro spalle alla porta per il numero 11. Le proteste invece da parte del numero 5 Michele Angiargia, che ha commesso fallo su Roberto Pirodi. E qui l'arbitro Succu vuole vedersi chiaro, mettere soprattutto le cose in chiaro con il numero 5, ma soprattutto con tutti, per far capire di non voler ricevere proteste, soprattutto veementi come in questo caso di Michele Angiargia. Colloquio terminato, dunque si può riprendere a giocare. Pronto Del Piccolo, scatto di Pirodi, cercato proprio il numero 11, palla che sfila verso Rarinca, allontana però la difesa del Sant'Elena. Pirodi, ultimo tocco di Manca, altra laterale Tortolì.
Si giocano in contemporanea anche le altre 5 partite, chiedo scusa, in questa giornata di eccellenza. Ovviamente noi vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Gioca il Tortolì. Alessandro Pirodi prova a farsi largo, non arriva Manconi, allontana ancora una volta il Sant'Elena con D'Agostino che tocca per ultimo questo pallone. Tortolì che può rimanere con il baricentro piuttosto alto, linea difensiva che rimane a 2 solo con Lara che è del piccolo. Salgono tanto i terzini della squadra di Giordano. Pirodi viene a prendere palla, poggio su Manconi, alla fine bene Thiam. Minerva lancia lungo dove però non ci sono compagni pronti a ricevere. In mezzo al campo qui subisce un evidente fallo il numero 8 del Tortolì, Federico Serra. E arriva anche il primo cartellino giallo per il numero 5 del Sant'Elena, Michele Angiargia, che poco fa aveva avuto un diverbio piuttosto acceso con l'arbitro Succu, che ha deciso di estrarre il primo cartellino giallo del match. Dunque prima opportunità offensiva da piazzato per la squadra di Giordano. Sul pallone potrebbe andare Contu col mancino o Ferrares col destro. La soluzione più probabile parrebbe quella di Simone Contu col mancino a mettere un cross per i saltatori del Tortolì. Vanno a saltare tutte le torri, compreso del piccolo. Parte Contu col mancino, alla corta, allontana, manca. Tanto arriva il primo risultato che si sblocca dagli altri campi. Il Lanusei è in vantaggio sul campo del Calangianus. Lanusei che dunque prova a immischiarsi in quella zona folta di campo, di classifica, chiedo scusa, ricca e folta di squadre che ambiscono a un posto nella prossima Serie D. Allontana Minerva sull'errore di geometria del Tortolì, verticale per D'Agostino in posizione regolare. Occhio al numero 23, sta arrivando anche Minerva, sta arrivando anche Manca. D'Agostino tiene palla, serve poi il numero 10 in area di rigore che tenta di restituire palla, trova la deviazione di Sullis, sarà calcio d'angolo per il Sant'Elena. Andrà al numero 9, Andrea Iesu, che ha già segnato in questo campionato. Va a saltare anche Pizzalis assieme ad Agostino, Manca, Minerva. Arriva il cross di Iesu, finisce a terra anche il portiere Sanna con Thiam che tenta una conclusione al volo, allontana ma di poco Larak. Thiam scambia qui con il numero 22 Mancusi, rimasto in posizione avanzata sugli sviluppi del calcio d'angolo, non riesce però a tenere questo pallone in campo. Il Tortolì recupera il possesso palla con questa rimessa laterale. Con le mani Alessandro Pirodi, ultimo tocco di Boi, altra rimessa laterale Tortolì. Sbaglia qui però la rimessa il Tortolì, manca la ruba, prova ad andare via, messo giù, qui ci potrebbe anche stare il cartellino giallo, una trattenuta abbastanza evidente. L'arbitro sceglie di non retarguire il numero 3 Alessandro Pirodi, sarà solamente semplice calcio di punizione per il Sant'Elena. Sant'Elena che è il quarto peggior attacco con soli 8 gol fatti nelle prime 11 di campionato, possiede però la peggior difesa assieme al Budusò con 21 gol subiti. Raccontavamo di come il Sant'Elena cerchi la prima vittoria in trasferta, batte questa punizione Iesu in zona Alessandro Pirodi che lotta con Mancusi, c'è però posizione di offside che annulla tutto, punizione Tortolì. Unici punti, dicevamo, del Sant'Elena, lontana dalla propria casa, arrivati a Budusò e Calangianus. I precedenti di questa sfida, lo ricordavamo in apertura, il 2-2 in promozione qui al Fralocci il 17 novembre del 2024, poi la vittoria casalinga del Sant'Elena per 2-0 il 16 marzo di quest'anno, nel 2025, e poi il doppio incrocio
in finale playoff. Si pareggiò 1-1 in casa del Sant'Elena. Vinse il Tortolì con la doppietà di Contu qui al Fraloci, che permise al Tortolì di avere la miglior posizione possibile nella graduatoria ripescaggi, che poi coinvolsero anche il Sant'Elena in quanto seconda miglior piazzata appunto in questa graduatoria. Altra posizione di offside qui da parte di un giocatore del Tortolì. Roberto Pirodi non si capacita di questa segnalazione di offside. Si riprenderà ovviamente con la punizione per il Sant'Elena già battuta. Mancusi porta palla, va in verticale, Jesu di prima, Manca si è aperto bene, c'è un po' di spazio per il 10 che va giù, non c'è fallo, anzi sì, in un secondo momento viene segnalato dall'arbitro Succu, con Manca che rimane dolorante per terra. E vedremo se sarà necessario l'intervento dello staff medico del Sant'Elena per soccorrere il numero 10 Andrea Manca, che però sembra farcela anche da solo. Quante passi dunque l'arbitro Succu, vedremo quanti ne piazzerà in barriera Emanuele Daga. Ne piazza ben 4 vicino al pallone D'Agostino, il numero 9 Andrea Jesu. Fischia Succu, parte Jesu dritto in porta, vola Daga a dir di no al numero 9 del Sant'Elena. Allontana Sulis, zona Rarinca che l'aggancia benissimo. La qualità del numero 10 ex Cos. Mette ordine la squadra di Giordano che riparte dal piccolo. Scatta Contu, l'ha visto del piccolo, palla profonda e soprattutto troppo alta per il numero 18 che comunque applaude il suo compagno. Non era una cattiva idea quella di servire l'inserimento del numero 18 del Tortolì. Pronto Boy con le mani, si fa vedere ovviamente Minerva, ovviamente anche Manca. Cercato proprio il numero 10 che va a saltare. Buono l'anticipo di Jesu che poi però si dimentica il pallone. Allora Alessandro Piroddi, in mezzo a tante maglie bianche, prova a servire Rarinca. Poi un intervento durissimo di Tiam, è tutto regolare. Fortunatamente non ci sono stati contatti tra le gambe. E alla fine l'ultimo tocco è di Capitan Delogu che mette in fallo laterale per il Tortolì. 16° minuto di questo primo tempo. Due potenziali occasioni, ancora nessuna vera occasione chiara da gol. Ci hanno provato Ferrareis e Jesu. Sulis con le mani, si fa vedere Roberto Piroddi. Cercato il numero 11, va a duello con Mancusi. La tiene in qualche modo Manconi. Sulis, Larac. Cerca compagna, alla fine sterza. Ottima soluzione, ottima l'apertura in ampiezza per Alessandro Piroddi. Vicino c'è Contu, servito il 18, può puntare Boi. Occhio a Contu. Sterza 2 volte sul sinistro, Boi non ci casca, mette in fallo laterale. Interessante l'1 contro 1. Il duello tra Contu e Ignazio Boi in questa fascia. Serra messo giù e qui arriva il fallo. Il calcio di punizione per il Tortolì, è il terzo che il Tortolì subisce in quella zona di campo. E anche ovviamente in questa circostanza porterà a saltare le sue torri. Salgono infatti Del Piccolo e Larac. Rimangono là dietro Sulis e Alessandro Piroddi. Ferrareis e Contu sul punto di battuta, si aspetta solo il fischio dell'arbitro Succu. Va via Contu, parte Ferrareis, un cross sul secondo palo, colpo di testa di Pizzalis, conclusione a rimorchio tentata da Larac, c'è stata però una deviazione, corner Tortolì.
Tortolì che deve fare a meno anche là davanti di Moreno e Marconieddu. Cerca linfa offensiva nei suoi uomini in campo, facendo affidamento anche su un giovane come Manconi. Ferrareis, altro cross, la blocca Gabriele Sanna. Nessun pericolo per il numero 1 del Sant'Elena, giovanissimo, anche lui classe 2007. Ma lungo Boi, lancio verso D'Agostino, colpo di testa di Del Piccolo. Rarinca solo per un attimo, lotta Serra con De Logu, lotta tra capitani, alla fine Del Piccolo allontana. Prova a tenere il baricentro alto il Sant'Elena. Pronto nuovamente Boi con le mani, palla ancora dalle parti di D'Agostino, anticipato da Federico Serra. Buono l'aggancio di Roberto Pirodi che cerca compagni vicini. Pirodi prova ad andare verso il centro. Alla fine Alessandro Pirodi con una finta si libera del pallone senza però trovare compagni. Rinca anticipato dal numero 5 Michele Angiargia. E Sant'Elena che prova a manovrare sulla corsia mancina con Pizzalis. Mancusi. Pressione alta del Tortolì, costringe Angiargia a tornare da Sanna. Rilancio lungo in zona Tiam, anticipato da Sulis. Poi Manconi, buona la finta, sta partendo Sulis sulla destra, servito. Si buttano in mezzo in tre, occhio a Sulis, cross al centro in zona Contu, che si coordina per la botta al volo. Murata, sarà ancora corner per il Tortolì. Ottimo sviluppo della squadra di Giordano, da destra verso sinistra. Azione atalantina dalla squadra di Giordano che ora potrà sfruttare questo corner. Pronto Ferrareis alla battuta. Altro Coros sempre in zona Sanna che in due tempi stavolta blocca in maniera piuttosto sicura questo pallone. Forse anche un fallo sul numero 1. Che ora gioca questo pallone corto sul numero 5 Angiargia. Lancio lungo centrale. Anticipa tutti Ferrareis, poi Rarinca messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Rarinca però rimane a terra. Gioca Pizzalis, si è rialzato Rarinca, De Logu lungo a cercare lo scatto di D'Agostino, di testa facile l'Arac per Daga che la blocca. Risultato che arriva dagli altri campi che interessa piuttosto Tortolì e Sant'Elena, con la Ferrini in vantaggio sul Villa Semius. Ferrini ultimo avversario battuto dal Sant'Elena al comunale di Settimo per 2-1. Sant'Elena che ora va con le mani con Ignazio Boi. Si muove tanto Minerva, centralmente invece trovato smarcato Tiam, servito il numero 7, poi Boi alza questo pallone, buono per D'Agostino che viene messo giù, troppo leggero, non c'è fallo, palla allargata da Ferrareis per la corsa da parte di Manconi. Vicino c'è anche Sulis, lotta ancora Manconi con De Logu, se la cava molto bene il numero 20, poi arriva Pizzalis che con un calcione allontana questo pallone. Che arriva in zona Larac che si prende un rischio con questa palla orizzontale, comunque efficace. Serra verticale a cercare lo scatto di Roberto Pirodi che va alle spalle anche di Boi. La tiene Pirodi. Contu. Una finta, poi il tocco di Minerva, la palla non esce e allora si deve impegnare Alessandro Pirodi per evitare che D'Agostino la controlli. Alla fine Daga appoggia per Del Piccolo. Si ripropone la dinamica di prima con lo scatto di Contu, colpo di testa invece di Rarinca. Pirodi, spalle alla porta, controllo forse con un braccio, l'appoggio a cercare Contu, allontana la difesa. Lotta anche Serra con Jesu. Lotta in mezzo al campo con il numero 9 che finisce giù, alla fine finisce giù anche Minerva e l'arbitro Succo fischia calcio di punizione. Mancusi cerca movimento dei compagni, si va a sinistra da Pizzalis, viene al centro, manca, servito il numero 10 che poi torna da Mancusi. Sanna si propone anche Tiam,
la zona più nevralgica del campo. Mancusi invece sceglie di andare con la palla lunga verso lo scatto di D'Agostino, che riesce anche a spizzarla per il tiro al volo, tentato da Jesu, a un passo dal vantaggio il Sant'Elena. Che occasione per la squadra di mister Rinino. Ci ha provato il numero 9, stava per farlo bellissimo. Ottima giocata di testa da parte di D'Agostino, che è riuscito a spizzarla in maniera estremamente precisa per la conclusione al volo di Andrea Jesu. Palla che però non si è abbassata del tutto. Lancio lungo, colpo di testa ancora di Mancusi. Jesu stavolta anticipato da Alessandro Piroddi. Ferrareis sale più in alto di tutti ancora il numero 22 Mancusi. E alla fine il Tortolì con Sulis mette ordine tornando da Daga. Si apre sulla sinistra, isolatissimo Alessandro Piroddi. Arriva però su di lui anche Minerva. Piroddi la tocca per il fratello Roberto, che scambiano i due. Occhio ancora Alessandro Piroddi, che prova ad accentrarsi. Servito Manconi, che ha un po' di spazio per farla partire. Servito invece Sulis. Sulis va in mezzo, colpisce in pieno Pizzalis, si ripropone l'1 contro 1, ancora Sulis, doppia finta, torna da Ferrareis che potrebbe mettere il cross, lo fa partire, colpo di testa ad allontanare da parte di Angiargia con un contatto giudicato regolare, fa gesto di no l'arbitro Succu a Roberto Piroddi, terminato giù all'interno dell'area di rigore, contatto dubbio. Ha rischiato tantissimo qui il difensore del Sant'Elena. Ultimo tocco poi è stato proprio di un giocatore del Tortolì. Si ripartirà infatti dalla touche per il Sant'Elena. Già battuta da Boi, corta, c'è Contu. Rarinca, ancora Contu, ingabbiato da maglie bianche, riesce comunque a far passare la palla. Rarinca la tiene, mette anche il cross in zona Piroddi. Allontana ancora una volta la difesa del Sant'Elena, che ora comincia a traballare. Qui D'Agostino fa un ottimo lavoro così da pivot. Le spalle alla porta, guadagna così calcio di punizione. Battuta corta da De Logu. Mancusi manca col tacco. Provato a cercare uno tra Tiam e D'Agostino. Tiam alla fine mette la gamba, se la riprende. Mancusi, ancora Tiam. Si propone, manca, si va invece da De Logu. Palla leggermente rischiosa per il capitano del Sant'Elena. Jesu non ci arriva invece Larac. Buono qui l'aggancio di Rarinca, che viene, anzi pardon, di Ferrareis, che viene messo giù. Calcio di punizione per il Tortolì. Corto Larac, trova tra le linee Ferrareis. Rarinca, si apre sempre molto bene Sulis. Servito il numero 24, che può pensare al cross. Ci mette la gambona Mancusi. Poi rischia qui il Sant'Elena. Manconi in area di rigore. Quasi raddoppiato, Manconi messo giù, non c'è fallo. Ancora una volta secondo l'arbitro e alla fine poi Manconi la tocca con un braccio. Sarà calcio di punizione, sì, ma per il Sant'Elena. Parziale interessante quello che arriva dal Maristedi Gavoi. 1-1 tra Taloro Gavoi e Tempio. 0-0 invece tra Iglesias e Carbonia nel derby sulcitano. 0-0 anche tra Ilva Maddalena e Santa Teresa Gallura nell'altro derby di giornata. Ovviamente oltre allo 0-0 che sta maturando qui al Fraloci di Tortolì. Di testa Minerva. La tocca in qualche modo Rarinca, poi finisce giù Manconi. Altro calcio di punizione per il Tortolì. Gioco piuttosto spezzettato in questi ultimi minuti. Si sistema il pallone Simone Contu.
Vanno a saltare in 5 quelli del Tortolì con Manconi alle spalle di tutti, pronto a sorprendere la difesa del Sant'Elena. Fischia Succu, parte Contu e un cross, l'ha toccata un difensore del Sant'Elena che poi allontana definitivamente con Pizzalis. Rilancia lungo, manca. Sulis colpisce in pieno proprio Jesu. Palla che si impenna, alla fine Mancusi senza rischiare più di tanto la mette in fallo laterale. Pronto con le mani Sulis, cerca movimenti, si propone Rarinca, si propone ovviamente anche Manconi. Ultimo tocco da parte di Thiam, ancora Sulis con le mani. Ferrareis, Sulis restituisce pallo, almeno prova a farlo per il numero 14, trova l'ennesima deviazione da parte di un calciatore del Sant'Elena. Tortolì che rimane in zona d'attacco sempre con la touche. Si propone Manconi, Sulis invece va a profondo da Rarinca, un rimpallo favorisce la presa sicura di Gabriele Sanna che fa risistemare i suoi. Partita piuttosto bloccata, come prevedibile che fosse, due formazioni in difficoltà in questa fase di campionato che faticano soprattutto a segnare, e finora è un dato che si conferma in questi primi 29 minuti e mezzo di primo tempo. Delogu, pressione alta qui portata da Rarinca, rischiato tanto il capitano del Sant'Elena. Ferrareis la mette giù, anticipato da Jesu che commette fallo da dietro secondo l'arbitro Succu, che indica dunque punizione ancora una volta per il Tortolì. Già battuta Larac, si apre Sulis, in verticale invece Manconi, Larac invece cerca il cross, Angiargia di testa mette ordine. Delogu lo pressa in due, alla fine Mancusi spazza via in zona d'Agostino che lascia sfilare in zona Jesu, colpito questo pallone di testa da Del Piccolo che va ancora a lottare con D'Agostino. Alla fine Ferrareis a girare all'indietro, zona però Minerva che viene colpito alla caviglia, si rialza subito il numero 8, gioca l'altro numero 8, capitano Federico Serra che prova la verticale verso Manconi, è uscito Sanna, ha rischiato tanto, ma alla fine è stato efficace il portiere. Poi Contu non ha impattato al meglio questo pallone, arriva di gran carriera Alessandro Pirodi, Contu alla fine torna all'indietro dal Del Piccolo. Apertura sulla destra precisissima del numero 6. Sulis rientra in mezzo al campo, sbaglia però il tocco verso Federico Serra. Manca la ruba tutti. Thiam, zona centrale di campo, un po' di spazio per il numero 7 che qui viene messo giù da Ferrareis. Punizione Sant'Elena. Tortolì che non segna, pensate, dal derby contro il Lanusei qui al Fraloci. Era l'11 ottobre, passato ben più di un mese. Tortolì che infatti è il peggior attacco assieme a Ferrini e Santa Teresa con soli 7 gol fatti in 11 partite, la media piuttosto bassa. Ci prova qui Pizzalis che corre sulla corsia mancina, murato da Sulis e poi Manconi. Larac, ancora Tommaso Manconi, prova ad andare via il numero 20 che subisce fallo. L'ennesimo fischiato dall'arbitro Succu, come dicevamo qualche minuto fa, partita piuttosto spezzettata negli ultimi 10 minuti, si è giocato davvero poco. Sulla panchina del Sant'Elena invece Maurizio Rinino, subentrato a Madau, che poi è diventato il nuovo allenatore dell'Uta. Subentrato all'8ª giornata Rinino, aveva già allenato in promozione il Sant'Elena. Qui occhio al Tortolì che ci prova con Roberto Pirodi che ancora una volta va giù in area di rigore.
contato troppo leggero per essere punito. Dunque si gioca con Angiargia che porta palla, la alza in zona d'Agostino, aggancia Alessandro Pirotti che viene messo giù ma non c'è fallo. Occhio a Manca, sta partendo D'Agostino, trattenuto Manca, finiscono giù in due. Alla fine gioca Jesu, 1 contro 1 con Federico Serra che mura in fallo laterale. Prova a giocare soprattutto in contropiede il Sant'Elena. Pallino del gioco mantenuto dai padroni di casa. Le ripartenze potrebbero risultare fatali in casa Tortolì. Il Sant'Elena che può sfruttare le corsie con Jesu e Pizzalis, anche D'Agostino naturalmente. Tentato qui la spizzata Minerva, cross invece portato da De Logu, allontanato da Larac. Occhio a Thiam che carica al sinistro, palla imprecisa, termina alta sopra la traversa. Siamo al 34esimo minuto di questo primo tempo. Partita che fa fatica a decollare. Parlavamo di Mister Rinino, dicevamo subentrato all'8ª giornata al posto di Madau. Media punti che è cresciuta per il Sant'Elena, passata da 0,42 a partita con Madau, 0,75 ora con Rinino. Troppo poco ancora però per il Sant'Elena per sperare in una salvezza tranquilla. Tanto si lotta in mezzo al campo, tantissime maglie in un fazzoletto con il Sant'Elena che sbaglia. Occhio allora Sulis, può partire il 24, Sterza si accentra, ancora Sulis porta palla, li salta tutti. Poi serve sulla corsia mancina Contu, si sta sovrapponendo anche Alessandro Pirodi, servito in area, l'uscita di Sanna che va a vuoto, c'è un contatto, calcio di rigore per il Tortolì. L'uscita folle di Sanna che non ha trovato il pallone, ha trovato invece Roberto Pirodi Alessandro Pirodi che è stato messo giù in maniera irregolare, tra l'altro è rimasto a terra il portiere Gabriele Sanna. L'arbitro Succu ha indicato subito il dischetto, opportunità dunque per il Tortolì. E viene tra l'altro richiesto l'intervento dello staff medico del Sant'Elena. Qualche problema per Sanna nello scontro con Alessandro Pirodi, è arrivato coi tempi perfetti in sovrapposizione, il tocco di Contu, quei tempi giusti, ha permesso al Tortolì di guadagnare così calcio di rigore. E ora dagli 11 metri avrà un'occasione ghiottissima per sbloccarlo il Fralucci. Ancora a terra il portiere del Sant'Elena, classe 2007, lo ricordiamo, tanto giovane. Viene medicato dal suo staff medico, problema forse ha un polso, e chiaramente per un portiere non è la migliore delle cose che possano accadere in una partita. Si rialza Sanna che parrebbe riuscire a proseguire il suo incontro, intanto si sta scaldando anche per precauzione Moriscara in panchina, sembra rientrato l'allarme Sanna e dunque al 37esimo minuto occasione dal dischetto per il numero 11 Roberto Pirodi. Fischia Succu, parte Pirodi, spiazza il portiere, porta avanti il Tortolì. Secondo gol in campionato dopo quello al Villa Simius per Roberto Pirodi, torna a segnare al Faralocci il Tortolì. Esultano i calciatori di Mister Giordano e dunque il primo gol dell'era Giordano a Tortolì lo segna il suo attaccante Roberto Pirodi, che porta così in vantaggio il Tortolì in questa partita complicata, partita bloccata. Ha sfruttato l'episodio il Tortolì. Si fa in salita dunque per il Sant'Elena di Rinino, che ora deve inseguire il Tortolì e chiaramente ora dovrà far ben di più in fase offensiva per cercare di riportare
sul livello del mare questa partita. Jesu, appoggio verso Mancusi, poi Pizzalis. Thiam, 2 tocchi, affrontato da Sulis. Lotta Thiam che ha recuperato tanti palloni in questa partita. Occhio a manca, palla per Minerva, si sta aprendo Boy. Opportunità di cross per il numero 2 che lo fa partire e non ci arriva Daga. A vuoto il portiere del Tortolì, la toccata Sulis, sarà corner per il Sant'Elena. Eccola la reazione della squadra di Rinino. Corner battuto, colpo di testa ad allontanare proprio di Sulis. Poi di testa Thiam, di testa anche Pirodi. Alla fine la tocca bene De Logu. Cross sul secondo palo sul quale può arrivare Angiargia, che controlla questo pallone, affronta Alessandro Pirodi che gliela ruba e conquista anche calcio di punizione. Lavorone del numero 3 del Tortolì, che mette fine a un'azione prolungata pericolosa del Sant'Elena. Lancio lungo sul quale non arriva in un primo momento nessuno. Poi conto al volo, prova a metterla in mezzo, allontana Mancusi. Di testa Ferrareis. Alla fine manca, scippa il pallone ad Alessandro Pirodi. Poi va giù, manca, c'è fallo e arriva anche il cartellino giallo per Alessandro Pirodi. Giallo forse un po' troppo severo a mio avviso. Probabilmente un giudizio di fallo tattico dell'arbitro Succu, che ha quindi ammonito Pirodi. Ci sono 5 minuti più recupero da giocare in questo primo tempo al Fraloci. Tortolì che si è portato avanti con il suo numero 11 Roberto Pirodi e ora deve reggere quantomeno per questi 5 minuti che restano alle avanzate del Sant'Elena, che qui guadagna un altro corner. Sempre Jesu dalla bandierina, Angiargia sul secondo palo, vanno in 4 a trenino a saltare. Corner battuto da Jesu, colpo di testa sempre di Sulis, poi D'Agostino. Minerva prova a coordinarsi. Soluzione piuttosto complicata quella tentata dal numero 8. Finta di De Lugo che va via secco a Roberto Pirodi, che lo trattiene per la maglia. De Lugo però non si ferma, continua a correre, affrontato da Contu, riesce a far passare questo pallone. Tacco di Minerva, D'Agostino apre in zona Pizzalis, che chiama la sovrapposizione. Thiam alla fine sceglie il passaggio corto, prova ad andare via il numero 7, che riesce anche a far partire il cross. C'è un'altra deviazione, c'è un altro corner per il Sant'Elena, che chiaramente non può accontentarsi di questo risultato in uno scontro salvezza. Tanto più bisogna provare a far di tutto per non perdere, chiaramente. Dalla bandierina sempre Jesu, corner stavolta sul secondo palo, sul quale non può arrivarci nemmeno Angiargia, sempre piazzato in quella zona d'area. E guadagna anche qualche secondo Emanuele Daga, come gli fa notare l'arbitro Succu, che lo avvisa di non perdere troppo tempo. Chiaramente verrà tutto recuperato come sempre. Intanto si è sbloccato anche il derby tra Iglesias e Carboni, e padroni di casa sono andati in vantaggio. E qui attenzione, perché ve lo dicevo davvero poco fa, è stato rimproverato in un primo momento Emanuele Daga, che poi è stato ammonito. Ricordiamolo che il regolamento non prevede che i portieri impieghino più di 8 secondi per giocare il pallone da rinvio dal fondo. In questo caso Daga ce ne ha messo qualcuno di più ed è stato infatti, come previsto dal regolamento, ammonito.
Ultimo tocco qui da parte di un giocatore del Tortolì, laterale Sant'Elena. Palla in zona d'Agostino che fa un'altra sponda per Manca, che prova a restituirgli ad Agostino al volo. Un'altra soluzione complicata quella tentata dal 23. È chiaro che il Sant'Elena prova ovviamente a sfruttare i tiri da fuori. La difesa del Tortolì è organizzatissima. Arrivare vicino alla porta di Daga è abbastanza complicato per il Sant'Elena. Tortolì che tra l'altro è al pari del Calangianus, la 10ª miglior difesa, con 12 gol subiti in 11 partite, poco più di una partita. Palla che sfila, occhio a Manca, palla per D'Agostino, in area di rigore, D'Agostino messo giù, calcio di rigore? Anzi no, si gioca, tutto regolare secondo Succu. Che occasione ha avuto qui D'Agostino? Allontanato Sulis, di testa Pirodi, arriva prima di lui però Mancusi, che però non è l'ultimo ad aver toccato questo pallone, come indicato dal secondo assistente Ventuleddu. Manca, appoggia, occhio al tacco tentato, ancora una volta questo era un tentativo sicuramente di assist, quello di Alessio D'Agostino. Non c'erano però compagni pronti a raccogliere il suo assist, dunque palla che si spegne facile tra le braccia di Emanuele Daga. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto regolamentare di questo primo tempo, ci sarà poi il recupero che potrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 minuti vista l'interruzione nella circostanza del calcio di rigore. Minerva qui conquista il fallo laterale battuto velocemente da lui stesso. Arriva sul pallone Federico Serra, ancora di testa Minerva, mette giù Manca. Jesu prova a restituire al suo numero 10 che la tiene bene in campo. Alla fine Contu ci mette la gambona, concede la touche al Sant'Elena. Rimessa laterale interessante, la batterà D'Agostino presumibilmente all'interno dell'area di rigore, infatti vanno tutti a saltare dentro. Con le mani D'Agostino in zona Minerva che la spizza, è una sponda, allontana Serra, poi allontana ancora Contu. Pirodi reclama fallo, che però non c'è, altra laterale Sant'Elena che ora spinge. Tiam porta palla al numero 7, pensa al cross e lo fa partire, zona secondo palo, allontana Alessandro Pirodi dove però c'è Jesu che sbaglia il tocco, con Federico Serra che guadagna un intelligente calcio di punizione, guadagnando così il possesso palla e soprattutto secondi preziosi che separano Tortolì e Sant'Elena dal termine di questo primo tempo. Siamo già all'interno del recupero, da capire quanto sia stato effettivamente assegnato da giocare ulteriormente. Batte Daga in zona Forense che prova a spizzarla verso Contu, rimangono a terra Forense e Angiargia. Duello aereo tra il numero 10 del Tortolì e il numero 5 del Sant'Elena. È richiesto l'intervento di entrambi gli staff medici delle rispettive squadre. Chiaramente duello aereo che porta ormai sempre per regolamento all'interruzione di gioco. E quindi primo tempo che si protrae ancora per qualche secondo in più. Problema sopra il sopracciglio per Andrei Rarinca. Si è invece rialzato il numero 5 Michele Angiargia. Rarinca che sembra aver avuto la peggio nel duello aereo con Angiargia. Infatti gli viene applicata persino una fasciatura attorno al capo.
mentre siamo ormai all'interno del quarto minuto di recupero. L'applauso ovviamente del Fraloci per Rarinca, che si rialza con una vistosa fasciatura. Tortolì che nella prossima giornata affronterà la Nuorese, mentre il Sant'Elena ospiterà il Taloro Gavoi in un'altra partita molto importante per gli uomini di Rinino. Siamo vicini alla ripresa del gioco, quando mancheranno presumibilmente 30 secondi o poco più al termine di questo primo tempo. Si riprenderà con la rimessa laterale per il Tortolì, che manda a saltare Piroddi e Manconi. Più vicino di tutti Simone Contu, che infatti riceve palla, tocca anche con un braccio, non visto però dall'arbitro Succu. Si riprenderà con la rimessa per il Sant'Elena. Dà anche uno sguardo al cronometro Succu, allontana, o meglio svirgola qui Boi. Sant'Elena che concede un'altra rimessa al Tortolì. Pronto Alessandro Piroddi con le mani. Palla in zona Contu, protegge l'uscita del pallone Angiargia. Batte rapido questa rimessa dal fondo Sanna. Mancusi. Un rimpallo favorisce qui il Sant'Elena. Succu decide di continuare a giocare. Pizzalis con le mani cerca compagni, si propone Minerva in zona centrale. Palla invece molto profonda in zona Iesu, D'Agostino anticipato da Del Piccolo. Lottano qui intanto Manconi e Mancusi, con Manconi che finisce a terra, forse una gomitata ricevuta dal numero 20, ammonito presumibilmente Pizzalis. E confermo ammonizione per il numero 3, Mattia Pizzalis. Siamo ormai entrati nel sesto minuto di recupero che annunciavo corposo, ma non si immaginava si arrivasse fino al 51esimo minuto. Vedremo quanto ancora concederà Succu con il Tortolì, che intanto si può creare una nuova opportunità da calcio di punizione. Manda infatti a saltare nuovamente tutte le sue torri, Del Piccolo, Larac, anche Rarinca e Ferrareis, oltre ovviamente all'attaccante Roberto Piroddi. Al limite rimane il capitano Federico Serra. Pronto alla battuta di questa punizione invece Simone Contu. Ne piazza due in barriera Sanna. Si tratta di Jesue D'Agostino. Fischia Succu. Parte Contu col mancino, dritto in porta, la tocca Piroddi. Palla che si impenna alta sopra la traversa. Doppio fischio da parte dell'arbitro Francesco Succu, che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 in favore del Tortolì grazie al gol di Roberto Piroddi. E noi ci ritroviamo ovviamente per il secondo tempo qui dal Fraloci, linea alla regia. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre.
Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro? Scusate, cosa state facendo? Stiamo allacciando il metano. Lo stiamo portando in tutta l'isola. Passare al metano con la rete di Medea è semplice. E con il metano l'energia non si interrompe mai. E così state sereni. Arrivederci. Arrivederci. Sì, insomma. Visto? Con Medea il metano arriva dappertutto.
Bentornati in diretta amici di Directa Sport qui dal Fralocci di Tortolì. Sta per cominciare il secondo tempo di Tortolì Sant'Elena Quartu. Risultato sull'1-0 per i padroni di casa grazie al rigore trasformato da Roberto Pirodi al 37esimo minuto, che ha quindi portato in vantaggio gli uomini di mister Giordano, che quest'oggi esordisce nella panchina del Tortolì, che torna a segnare al Fralocci, lo ricordiamo, dall'11 ottobre dal derby contro il Lanusei. E dunque dovrà sicuramente provare a portare 3 punti che farebbero classifica e morale dopo un periodo piuttosto difficile. Viceversa il Sant'Elena, che deve liberarsi di questo impasse di risultati. E intanto arriva anche il primo cambio della partita, è entrato il numero 19 del Sant'Elena, Nicola Cogoni, ed esce il numero 2, anzi no, il numero 2 Boi, che si piazza sulla riga per la battuta di questo calcio d'avvio. E parte ora Tortolì Sant'Elena, secondo tempo. Dunque ingresso in campo, lo confermiamo, del numero 19 Cogoni. Pizzalis prova subito a metterla in mezzo, la copertura di Serra. Occhio subito al Sant'Elena che ci prova, Contiam che va col destro deviato e poi allontanato da Alessandro Pirodi. Boi, palla allargata sulla destra, poi per Cogoni che fa partire il cross col sinistro, secondo palo, in zona Sulis, zona anche però manca. Lotta qui Pizzalis, D'Agostino, calcione di Alessandro Pirodi, calcione anche di De Logo, traiettoria stranissima che diventa buona per Cogoni, che prova col collo esterno, che si spegne sul fondo. Sant'Elena ha partito forte in questo avvio di secondo tempo. Uscito il numero 5, Michele Angiargia, aveva subito un contatto di gioco nel recupero del primo tempo con Andrei Rarinca, poi fasciato, come lo vedrete, in mezzo al campo in seguito a quel contatto di gioco. Ancora Sant'Elena con Minerva, Cogoni sale sulla destra, si propone il numero 19, è entrato bene, serve poi Minerva, lato corto dell'area di rigore, tentativo di cross. Poi Boi, De Logu, lo fa partire, sponda di D'Agostino, per manca, Minerva, il tiro murato dal portiere, Daga che poi si impegna, traversa, la palla è entrata, ha pareggiato il Sant'Elena, 1-1, ha segnato Minerva. Avvio shock di secondo tempo per il Tortolì, che protesta a gran voce con il primo assistente Andrea Cubeddu. Da capire chiaramente se il pallone effettivamente sia entrato o meno. Qui chiaramente non c'è la goal line technology che avrebbe indubbiamente aiutato questa decisione degli arbitri. E attenzione, perché il primo assistente annulla il gol del Sant'Elena, e questo chiaramente è una situazione abbastanza inusuale. C'è stato il colloquio tra l'arbitro Succu e il primo assistente, ed è stato proprio Cubeddu, primo assistente, ad aver annullato il gol al Sant'Elena. Palla quindi che a suo avviso non è entrata, si rimane quindi 1-0 per il Tortolì. E ovviamente noi vi ricordiamo che se state seguendo questa partita da dispositivo mobile potete sicuramente tornare indietro per verificare voi stessi, giudicare ovviamente voi stessi se questo pallone effettivamente abbia superato totalmente la riga di porta o meno. E fatecelo sapere anche nei commenti. Intanto ovviamente in campo si gioca, Pirodi ruba palla, Thiam in maniera irregolare secondo Succu.
Laterale qui per il Sant'Elena che continua a premere. Ha segnato invece l'angolo dall'arbitro Suku, che infatti anima tutto il Fraloci. Occhio perché c'è un altro colloquio tra l'arbitro Suku e il secondo assistente Ventuleddu, che a gran voce indica presumibilmente che il pallone è terminato al di qua della bandierina e infatti presumibilmente si ripartirà da fallo laterale. Intanto attende Jesu pronto alla battuta di questo corner, vedremo cosa effettivamente verrà assegnato. Viene assegnato corner. E allora Jesu dalla bandierina va con il destro, centro area, Daga ci mette i pugni e allontana questo pallone. Manconi, dove però non ci sono maglie del Tortolì. Sant'Elena continua a premere. Altro cross proposto in zona Cogoni. Lotta di testa anche Alessandro Pirodi, con Roberto Pirodi che prova a prolungare questo pallone verso Manconi con un contatto che vede protagonista il capitano del Sant'Elena De Logu. Si è partiti a 2000 al Fraloci in questo secondo tempo. È già successo più di quanto effettivamente sia successo nei primi 45 minuti. Il calcio di punizione dunque per il Sant'Elena, che ha davvero iniziato con il piglio giusto questa seconda frazione, alla ricerca del gol sfiorato in questi primi minuti del pareggio. Ora il Sant'Elena che ci potrà riprovare da calcio di punizione. Pronto lo specialista anche D'Agostino, vicino a Jesu. Sembra però il 23 l'indiziato numero 1 alla battuta di questa punizione. Parte D'Agostino, palla di un soffio al lato del palo, vola Daga ma la palla termina fuori. Parziale a sorpresa sul campo dell'Ilva Maddalena. Il Santa Teresa Gallura è in vantaggio e dunque si muove tanto la classifica nelle zone basse della classifica, con Ferrini, Santa Teresa Gallura e Tortolì in vantaggio e il pari che sta maturando tra Taloro e Tempio. Rarinca controlla questo pallone in mezzo a tante maglie bianche, riesce ad allargare verso Sulis, si butta dentro Manconi, servito, lato corto dell'area di rigore, Manconi in mezzo, trova la deviazione di De Logu, sarà corner Tortolì. Intanto arriva anche il raddoppio del Lanusei in casa del Calangianus. Lanusei sempre più proiettato verso le zone altissime della classifica. Indubbiamente finora la miglior neopromossa, il Lanusei. Corner Tortolì con Conto alla battuta, zona dischetto, palla che sfila, Ferrareis, l'ha bloccata Gabriele Sanna, che fa subito ripartire i suoi. Occhio perché la palla sfila, stava per combinare un pasticcio gigante Gabriele Sanna, che nel rilancio ha colpito in pieno un calciatore del Tortolì che ovviamente non si aspettava questo pallone che gli carambolasse sulla schiena. Stava davvero per fare una papera incredibile qui. Gabriele Sanna se l'è cavata riuscendo a evitare l'ingresso del pallone in porta. Cogoni, Nziboi, fermato regolarmente da Contu, anzi no, in secondo momento arriva il fischio dell'arbitro Suku. Calcio di punizione per il Sant'Elena. È rimasto anche a terra qui Ignazio Boi. È arrivato anche un cartellino giallo, presumibilmente per un componente della panchina del Sant'Elena. Anzi, ha ammonito mister Rinino, parrebbe. Punizione dunque per il Sant'Elena che continua a premere. Punizione battuta forte. Occhio, perché c'è un contatto con il colpo di testa di Manca
a pochi passi dalla riga di porta, non è riuscito a impattare bene questo pallone. Si ripartirà dal rinvio dal fondo. Perde tanti secondi Emanuele Daga. Occhio perché Daga è già stato ammonito per una dinamica simile nel primo tempo, per una perdita di tempo, e si prende un rischio forse di troppo. C'è ovviamente bisogno di perdere così tanto tempo, soprattutto in questo caso con il portiere già ammonito. È chiaro che il Tortolì deve fare a meno di questi rischi inutili. Pirodi prolunga la traiettoria di questo pallone con Manconi che lotta, entra in area di rigore, finisce giù Rarinca, lotta in mezzo a 3 maglie bianche, alla fine Thiam ne recupera un'altra al numero 7, manca, slalomeggia tra le maglie del Tortolì, alla fine il numero 10 subisce anche fallo. Può respirare il Sant'Elena. Lungo Mancusi, colpo di testa indirizzare di Jesu verso Boi. Ancora Jesu. Prova a restituire palla, alla fine Cogoni rischia tantissimo. Occhio a Roberto Pirodi che può involarsi verso la porta. Dall'altra parte arriva Manconi, cercato il numero 20. Pirodi però ha colpito in pieno Mancusi. L'ha bloccata poi Sanna che rimette in moto Thiam. Duello con Sulis, frena Thiam, serve Pizzalis. Alla centrale colpisce Ferrareis, Pizzalis continua a lottare. Alla fine l'ultimo tocco di Solis è tutto regolare secondo Succu. Sarà rimessa laterale per il Sant'Elena, già battuta da D'Agostino. Occhio a Minerva, allontana Larac. E poi Roberto Pirodi. Ferrareis, palla non fa metri, c'è De Logu che intercetta in zona centrale con Thiam che prova ad autolanciarsi. Stavolta pretende troppo da se stesso Ibrahima Thiam. Palla che si spegne in fallo laterale. Colpo di testa di Pizzalis in zona D'Agostino che appoggia per Jesu, poi manca, limite dell'area, palla che sfila, c'è D'Agostino. Alla fine viene segnalata una posizione di offside. Dunque calcio di punizione per il Tortolì. Il 12° minuto di questo secondo tempo. Creato tanto il Sant'Elena, alla ricerca ovviamente del gol del pari. Ci ha provato il Tortolì in contropiede con Roberto Pirodi, impreciso però nel servizio per Manconi. Occhio qui a Rarinca. Al limite viene triplicato il numero 10 che serve Manconi, ma subisce fallo. Punizione per il Tortolì dal limite del lato corto dell'area di rigore. Opportunità da piazzato ancora per la squadra di mister Franco Giordano, sul quale come sempre andrà Simone Contu. Vicino anche Sergio Sulis, presumibilmente andrà Contu col mancino, da capire se verso la porta o per mettere un cross. Ci sono 5 saltatori per il Tortolì. Fischia Succu, si allontana Sulis, è una finta, parte Contu e un cross questo. L'ultimo tocco però è di Minerva, sarà corner per il Tortolì. Prima però viene segnalata una posizione di fuorigioco e dunque si riprenderà con la punizione per il Sant'Elena. Boi, De Lugo di prima in zona Minerva, anticipa tutti però Alessandro Pirodi. E poi Rarinca centralmente di prima, Ferrareis anticipato in modo regolare secondo l'arbitro Succu. Occhio a Thiam, vicino si muove Pizzalis, Thiam temporeggia, lotta qui con Serra. Duello tra l'8 e il 7 con Thiam che tiene palla senza né commettere né subire fallo. Alla fine trova De Lugo che alza palla verso Minerva, troppo profonda questa per il numero 8 del Sant'Elena. E pallone che finisce tra le braccia di Daga.
È passato in vantaggio intanto il Tempio al Maristiai di Gavoi, un Tempio che con questo parziale si confermerebbe al primo posto, andrebbe però a +3 dalle inseguitrici. Questo che è un campionato di eccellenza che parrebbe davvero il più equilibrato degli ultimi anni, con tantissime squadre che possono ambire al salto in Serie D. Allontana Sulis, in zona Roberto Pirodi, anticipato da Mancusi, anzi da Cogoni. De Logu lotta con Rarinka, De Logu fa passare questa palla per Manca. Occhio il numero 10, Tiam apre per Jesu, può puntare Sulis, tutto destro, Jesu in buca per Manca, gran palla, Manca, controlla ancora Manca, messo giù, non c'è ovviamente fallo di Larak che ha fatto un'ottima copertura difensiva, alla fine Daga l'ha bloccata e anche rilanciato. Cercare la corsa di Roberto Pirodi, la palla è precisissima per il numero 11 che la controlla anche bene, aspetta rinforzi, arriva Contu che può puntare, tutto sul destro, Contu calcia, murato, non è finita, arriva Sulis, contatto irregolare con Tiam che rimane giù, contatto abbastanza ruvido con il Sant'Elena che voleva, con Mancusi che voleva battere rapidamente questo pallone, con Tiam che però è rimasto giù. Attacca il Sant'Elena, colpisce o almeno prova a farlo il Tortolì in ripartenza. Questo è il fil rouge che sta accompagnando questi primi 16 minuti di secondo tempo al Fralocci. Dinamiche di gioco imposte soprattutto dal risultato di vantaggio per il Tortolì, con il Sant'Elena che sta sicuramente provando a fare di più rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Occhio che a Manca che carica il destro, la bloccata Daga. Nella frazione di un secondo recuperato palla, Manca poi ha deciso di calciare verso la porta, approfittando dello spazio lasciato. Qui intanto Daga mette fuori questo pallone sul quale non si interessa Sulis perché Tiam è rimasto a terra, complice presumibilmente il contatto di prima con Sergio Sulis. Accompagnato addirittura con alle spalle con Cogoni e Jesu che accompagnano fuori dal campo Tiam, quindi problema forse più grave del previsto per il numero 7 che forse era il migliore dei suoi, aveva recuperato tanti palloni in mezzo al campo, continuava a dare un'ottima costanza là in mezzo. Deve quindi abbandonare il terreno di gioco al 17° del secondo tempo. Cambio quindi per il Sant'Elena con l'ingresso in campo del numero, tendiamo la lavagnetta, esce il numero 7 ovvero Ibrahima Tiam ed entra il numero 20 Lorenzo Sanna. Cambio piuttosto offensivo quello per Rinino che schiera un attaccante in campo al posto di un centrocampista come Tiam. Sant'Elena che chiaramente deve anche, modificando l'assetto tattico, provarci per cercare il gol del pari. E infatti come vedete Cocco si assesta in posizione estremamente offensiva con D'Agostino e Jesu ai lati. Gli applausi del Fralocci per Tiam che rimane in panchina. Problema da capire se ha la caviglia o a un piede. Di testa Contu intanto, zona Pirodi che la stoppa col petto, spalle alla porta, restituisce a Contu, sta arrivando in sovrapposizione Alessandro Pirodi, anticipato da Igor Minerva. Lottano qui Boi e Contu, con Pirodi che prova a liberarsi di questo pallone, anzi Serra, senza però trovare compagni, mandando in fallo laterale.
Gioca il Sant'Elena, colpo di testa ad allontanare di Larac, anche quello di Manconi. Giganteggia Minerva, anticipato però da Contu. Buona la giocata del numero 18 che si libera di 3 maglie bianche e poi apre verso Sulis che ha una prateria là davanti per correre. Occhio a Sulis, appoggio per Tommaso Manconi che deve rientrare sul sinistro, prepara il cross, lo fa partire in zona Pirodi che controlla, si gira senza però trovare lo specchio della porta al numero 11. Buona trama questa proposta dal Tortolì. Pizzalis attaccato alto da Manconi che continua a pressare. Mancusi alla fine deve tornare da Sanna che poi alza questo pallone da controllare per Pizzalis, fronteggiato da Ferrareis che mette in fallo laterale. Pizzalis cerca là davanti D'Agostino, zona però di Larac e poi Rarinca. Pirodi anticipato da Mancusi che colpisce Rarinca. Alla fine la palla ritorna tra i piedi dei giocatori del Sant'Elena. Pizzalis rischia e non poco in questa circostanza, deve concedere la rimessa laterale da terra per evitare possibili ripartenze, con Manconi scatenato in quella fascia destra. Con le mani Sulis si propone Rarinca, anche Ferrareis, si fa vedere Roberto Pirodi. Sulis cerca compagni liberi, alla fine sceglie Ferrareis, ingabbiato da due, prova a girarsi, ottiene il massimo da questa circostanza, ovvero la rimessa laterale. Tortolì che continua ad avanzare. Laterale battuta da Sulis, palla allontanata da De Lugu in zona Serra che controlla in maniera sospetta questo pallone. Alla fine l'ultimo tocco è proprio di De Lugu. Altra rimessa laterale per il Tortolì che rimane in quella zona di campo. Si propone Rarinca, servito. Prova a girarsi il numero 10, si chiude in un fazzoletto, alla fine manca l'ultimo a toccarla. E Tortolì che staziona in quella zona di campo con Sulis pronto a battere la quarta rimessa laterale di fila. Vicino Manconi. Sulis invece sceglie la palla verso Rarinca che si è liberato della sua fasciatura rimasta in mezzo al campo. Rarinca che non è riuscito a proporre un cross che potesse impensierire Sanna. Dunque rimessa dal fondo già battuta. Coconi colpisce in pieno Pirodi, si prende un altro rischio il Sant'Elena in area di rigore. Palla allontanata, una palombella che viene messa giù da Manca. Buono il lavoro del numero 10 che poi si perde il pallone con Minerva trattenuto in maniera evidente da Rarinca. Si gioca per il vantaggio. Mancusi alza palla in zona Jesu, colpo di testa da parte di Larac, palla che invece arriva dalle parti di Sanna che allarga. Occhio a Boi che rientra con l'esterno D'Agostino e alla fine allontana in fallo laterale il numero 6 del Tortolì, Jeremias Del Piccolo. Con le mani pronto Alessio D'Agostino. Ben 6 saltatori per il Sant'Elena con De Lugu al limite. Batte D'Agostino, esce in presa alta all'Elia Caprile. Emanuele Daga che poi sceglie il rilancio lungo dove però non ci sono compagni. Abbastanza inspiegabile, infatti Daga chiede scusa. Coconi colpisce Pirodi, reclama anche un fallo di mano il difensore del Sant'Elena. Tortolì che ha già recuperato il possesso palla. Del Piccolo, altro rilancio in avanti, ancora una volta però porzione di campo sguarnita di maglie gialle del Tortolì. Rimessa laterale per il Sant'Elena quando siamo arrivati al 24esimo minuto di questo secondo tempo. Retropassaggio ancora una volta piuttosto rischioso. Sant'Elena che sicuramente si prende qualche rischio di troppo, soprattutto con il punteggio di inferiorità, l'1-0 del Tortolì ovviamente. La palla che sfila e alla fine Coconi deve mettere in fallo laterale e continua
a collezionare rimesse laterali il Tortolì. Vicino Ferrareis, cercato invece Rarinca che spizza di testa verso Manconi in copertura con il fisico di Pizzalis. Alla fine Minerva allontana palla, D'Agostino messo giù, c'è fallo, secondo Succu, calcio di punizione per il Sant'Elena che ora può respirare e ovviamente può anche riproporre qualcosa di offensivo, qualche minuto che la squadra di Rinino non si avvicina pericolosamente dalle parti di Daga. Sanna allarga palla per Boi. Occhio a Minerva che raccoglie questo pallone vagante nella zona centrale della tre quarti. Spara però alto il numero 8. Breve recap di risultati che arrivano dagli altri campi con il Calangianus sotto in casa con il Lanusei per 2-0, Ferrini 1-0 con il Villa Simius, stesso risultato per l'Iglesias che conduce nel derby col Carbonia, stesso risultato per il Santa Teresa di Gallura che conduce in casa dell'Ilva Maddalena, oltre al 2-1 che sta maturando a Gavoi tra Tempio e Taloro Gavoi appunto. Qui il colpo di testa di Pirò di Alessandro, dritto in fallo laterale, già battuta dal Sant'Elena. Lotta Rarinca, Pirodi ruba palla, poi va giù, non c'è fallo, si gioca, Minerva alza palla in zona d'Agostino che tenta un'altra sponda con il rischio qui corso da Del Piccolo con probabilmente l'incertezza nell'uscita di Daga. Mancanza di comunicazione questa tra il numero 6 e il numero 1 del Tortolì, che quindi regalano la rimessa laterale offensiva a De Lugu pronto a battere. Vicino Manca che appoggia per De Lugu che colpisce in pieno un calciatore del Tortolì, si impegna qui Del Piccolo per non concedere il calcio d'angolo, ne scaturisce un'occasione per D'Agostino che ha calciato verso la porta, in bambola totale la difesa del Tortolì che qui si è presa un grande rischio con l'intenzione di non voler concedere calcio d'angolo. Si è creata una chiara occasione da gol per il Sant'Elena non sfruttata dal suo bomber Alessio D'Agostino, capocannoniere dei biancoverdi con 3 gol in campionato. Rinvio lungo dunque per Daga, zona Pirodi che lotta con Cogoni, bene Contu che prolunga per Pirodi, entra in area di rigore, Pirodi sterza, cerca compagni, cerca una soluzione vicina, la trova in Contu che va in 1 contro 2, alla fine Boi gli sradica il pallone di piedi, concedendo però la rimessa laterale ancora per il Tortolì, nella fascia opposta a quelle collezionate in serie qualche minuto fa. Laterale già battuta da Alessandro Pirodi, Occhiara Rinca dentro l'area di rigore, lo porta all'uscita Coconi, anzi Minerva prova a far tutto da solo, lo fa molto bene ancora Pirodi, messo giù, non c'è fallo qui secondo l'arbitro Succu, reclama qui Alessandro Pirodi, ancora laterale. Aveva fatto una gran giocata in mezzo a 3 Alessandro Pirodi che sta giocando una buonissima partita finora. Ha trovato però sulla sua strada Igor Minerva. La palla che poi si è spenta in fallo laterale, allontanata dal Sant'Elena. È proprio Alessandro Pirodi con le mani, pronto a battere. In area ci sono Contu, Rarinca, Pirodi. Servito Contu. Finisce il campo però per Simone Contu che si gira dalla parte sbagliata. Rinvio dal fondo dunque per il Sant'Elena quando mancano circa 17 minuti più recupero al termine di questo Tortolì Sant'Elena, con gli ospiti che proveranno in questo finale a
buttarsi in avanti come in questa occasione. Anche quei lanci lunghi, la palla passa, occhio ad Agostino che incespica sul pallone e quasi si lamenta con un compagno. Manca, la gira per Minerva, la palla non va giù e alla fine la trova Alessandro Piroddi. Piroddi trova la deviazione di un calciatore del Sant'Elena, si tratta di Ignazio Boi, altra laterale per il Tortolì, l'ennesima per la squadra di Giordano. Arriva intanto il pareggio del Carbonia in casa dell'Iglesias nel derby. Piroddi prova ad andare via qui a Cogoni che fa un ottimo lavoro girando all'indietro questa palla. E poi Minerva alleggerisce sul suo portiere Sanna, che sceglie il rilancio lungo in zona Sanna, zona Lorenzo Sanna ovviamente. Lottano qui Manconi e Pizzalis, occhio al numero 20, messo giù qui da De Logu che commette fallo, calcio di punizione per il Tortolì. Ottima prestazione da parte del numero 20 del Tortolì, Tommaso Manconi, lo ricordo ancora una volta, classe 2008. Fuori quota interessantissimo, Manconi in prestito dal Pirri, davvero talentino molto interessante. Contu riesce a proporre un cross sul quale arriva per un attimo Piroddi, non è però lui l'ultimo a toccare, ci sarà corner per il Tortolì. Pronto dalla bandierina Ferrareis, in aria sale Del Piccolo, sale anche Larac, i due centrali. Corner battuto sul secondo palo in zona Roberto Piroddi, arriva prima di tutti però Cogoni e alla fine allontana solo per un attimo Mancusi. Occhio a Manconi che carica il mancino che viene murato, poi allontana De Logu. Serra ripropone al limite dell'aria con controllo di spalla da parte di Andrea Manca che si libera bene del pallone, scambia anche con Jesu, subentra Rarinca e poi alla fine il rimpallo favorisce il Tortolì con la palla che fatica a uscire. Larac la controlla, sarà sua la rimessa laterale. Con le mani Sulis chiede posizione, si fa vedere Rarinca, più profondo Manconi e Piroddi. Cercato proprio Rarinca con Piroddi che prova a girarsi, reclama un tocco di mano di Mancusi che non c'è secondo Succu, non si intendono al meglio qui Larac e Sulis con Ferrareis che qui secondo Succu commette fallo, punizione per il Sant'Elena. Qui intanto Ferrareis finisce giù, arriva un cartellino giallo probabilmente per Ferrareis per simulazione, dalla gestualità dell'arbitro fa intendere questo. Ferrareis che prova a interpretare l'arbitro, infatti secondo l'arbitro questa viene interpretata come perdita di tempo e infatti Ferrareis viene ammonito. È il terzo ammonito in casa Tortolì dopo Alessandro Piroddi e Daga. Ammonito per il Sant'Elena Pizzalis e anche Angiorgia. Qui intanto c'è un cambio per il Tortolì, esce il numero 11 che però la sta decidendo Roberto Piroddi ed entra con il numero 7 Lorenzo Cocco che assieme a Rarinca è capocannoniere del Tortolì con 2 reti segnate entrambe alla prima contro il Carbonia. La gioca il Sant'Elena, cross di Mancusi sul secondo palo, vola Daga che smanaccia e poi Contu spazza via. La mette giù De Logu, sta arrivando però come un treno Rarinca, anticipato. Sventagliata, anticipata da Sulis, stava arrivando Pizzalis, poi Manconi la mette giù bene con Larac che fa correre Sulis, in vantaggio Mancusi. Poi Minerva, arrivano in 3 quelli del Tortolì, non riescono a salvare
questo pallone dall'uscita in fallo laterale. Con le mani Pizzalis, cerca compagni. Alla fine si va in zona Jesu che la spizza bene di testa in zona Lorenzo Sanna. Giganteggia però là in mezzo Alessandro Pirodi. Cocco anticipato da Boi. Alla fine Serra trova una deviazione che permette di respirare, di salire col baricentro al Tortolì. Arriva intanto il pareggio dell'Ilva Maddalena con il Santa Teresa Gallura, risultato che sicuramente può far contenti sia Tortolì che Sant'Elena in chiave salvezza. Arriva anche il tris del Tempio in casa del Taloro. Punizione dunque per il Tortolì con Simone Contu già pronto alla battuta dello stesso. Salgono nuovamente le torri. L'Arac del Piccolo, Rarinca, anche il neoentrato Lorenzo Cocco, oltre a Ferrareish. Marcatura a zona da parte del Sant'Elena, fischia Succu, parte Contu, stavolta col mancino. Zona dischetto, colpo di testa di Manca e poi Manconi non permette al Sant'Elena di ripartire rapidamente. Di testa D'Agostino, riesce in qualche modo a trovare Jesu che poi prende in controtempo Pizzalis. Sta scattando Manconi, anticipato però da Mancusi. De Lugu centralmente va da Sanna, si sta muovendo Minerva. Sanna cerca compagni, alla fine manda in avanti, la chiama Daga. Non ci sono maglie bianche pronte a raccogliere questo pallone. Colpo di testa da parte di Cogoni. Minerva. Serra allontana. Zona Cocco anticipato però sempre da Cogoni. Poi calcione da parte di Del Piccolo. Di testa Mancusi. Pallone che non sembra avere un proprietario fisso in questa circostanza. Mette tutti d'accordo Succu che fischia calcio di punizione per il Tortolì. Fallo subito da Cocco. Appena entrato. Mentre si prepara un altro cambio in casa Sant'Elena. Sembra pronto a entrare Diouf. Sant'Elena che decide di far subito il cambio, forse no. Diouf rimane con la pettorina addosso e dunque si andrà prima con la punizione. Comanda prima il calcio di punizione Succu. Allora c'è Contu sul punto di battuta. Posizione tanto lontana dalla porta. Contu la mette in zona dischetto. Palla che sfila sul secondo palo. Ferrareish non ci può arrivare ma c'è deviazione. Allora sarà corner per il Tortolì. E Sant'Elena che rimanda ancora il cambio perché Rinino lo sa bene. Non si fanno i cambi sui calci d'angolo, ovviamente per la questione marcature. E allora Contu dalla bandierina. Parte Contu sul secondo palo, palla che taglia tutta l'area di rigore, terminando poi sul fondo. Adesso presumibilmente sarà il momento del cambio in casa Sant'Elena. Sant'Elena che decide invece di giocare rapidamente questa rimessa dal fondo con De Logu che va per il lancio lungo in zona Jesu. Colpo di testa in anticipo di Del Piccolo, prova solida del numero 6. Jesu di prima. Sanna.
Tocca centralmente per Minerva, occhio a Manca all'interno dell'area di rigori, occhio a possibili contatti, Manca invece va via, la mette dentro D'Agostino, appoggia Minerva, Murato, non è finita, sta arrivando Mancusi che carica la botta, Murato da Manconi, poi Mancusi si alza questo pallone, prova un cross con De Lugu che fa confusione, regala palla a Coco che riesce ad andare via, Coco la tiene, messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro Succu, si gioca allora. Cogoni, Minerva, allarga per Boi, decide di mettere il cross in zona d'Agostino, trattenuto, non c'è fallo secondo Succu che ad ampi gesti indica di rialzarsi all'esterno del Sant'Elena, che comunque mantiene il possesso palla e continua a pressare. De Lugu, Manca pressato da Manconi, poi Mancusi, De Lugu ad impostare. Si apre Cogoni che riceve, largo Boi, Cogoni invece sceglie di andare direttamente in zona Iesu con il cross messo fuori dalla difesa del Tortolì, con Manconi che salta anche l'intervento di Manca. Si stava proponendo Coco, poi Manconi subisce fallo e anche un pestone che scaturisce la reazione di un calciatore del Tortolì. È stato estratto il cartellino rosso dall'arbitro Succu. Qui si accende ancora mischia con Pizzalis e Lara, che il cartellino rosso dovrebbe, dico dovrebbe, essere stato estratto per Andrea Manca. Chiariremo ovviamente al più presto la situazione con Rarinca che intanto viene allontanato da Sergio Sulis. Cercheremo quanto prima di far chiarezza. C'è stato il contatto giudicato irregolare da Succu che ha indicato la punizione per il Tortolì, poi c'è stato in un secondo momento presumibilmente un pestone a gioco fermo di Sanna di Manca, chiedo scusa, che è stato infatti espulso e dunque cartellino rosso diretto per il numero 10 del Sant'Elena, che oltre ad essere sotto nel punteggio adesso è sotto anche di un uomo. E chiaramente anche medicato ovviamente Tommaso Manconi, uno dei migliori del Tortolì quest'oggi, che si rialza senza particolari conseguenze. Fischiato il numero 10 del Sant'Elena che abbandona il terreno di gioco quando mancano circa 4 minuti più recupero, che come nel primo tempo presumo sarà abbondante e intenso. Dagli altri campi intanto è tornato in vantaggio l'Iglesias nel derby con il Carbonia. Gioco che riprenderà con il calcio di punizione per il Tortolì. A colloquio Capitan Serra e Pizzalis, che vengono entrambi ammoniti dall'arbitro Succu. Da capire ovviamente le motivazioni. Presumibilmente nella mischia i due si sono beccati. E intanto viene estratto un altro cartellino rosso, stavolta all'indirizzo di Pizzalis, forse un doppio giallo, questo per proteste, l'ultimo per proteste, il primo è stato assegnato da Succu per il contatto con il capitano Federico Serra. Sant'Elena che rimane addirittura in 9, confermiamo l'espulsione di Pizzalis. Sant'Elena che addirittura chiude in 9 questa partita. E Pizzalis che era già stato ammonito all'interno del mega recupero nel primo tempo, quindi la doppia ammonizione e la conseguente espulsione. Non è stato ammonito 2 volte in questa circostanza, è stato ammonito per le scaramucce avute con Federico Serra e dunque Sant'Elena che
terminerei il 9, piove davvero sul bagnato per la squadra di Rinino, con Suku che si avvicina proprio all'allenatore del Sant'Elena Quartu, anzi presumibilmente si avvicina al primo assistente per eventuali segnalazioni del recupero, che lo dicevo poco fa sarà bello abbondante come nel primo tempo, quando si è giocato fino al 52esimo. Una partita infinita qui al Fraloci, con il Lanusei che intanto fa tris in casa del Calangianus e ipoteca la vittoria. Sembra che si possa finalmente tornare a giocare. Punizione Tortolì. Larak sceglie il cambio gioco in zona Kuntu, che si deve impegnare nel raggiungere questo pallone. Ci riesce bene, serve Alessandro Pirodi che fa partire il cross, messo fuori da Mancusi. Delogu. Ok, una possibile ripartenza per il Sant'Elena, che anche in 9 vuole provarci. Delogu centralmente prova un'apertura in zona d'Agostino, molto profonda, imprecisa, la blocca Daga. Rarinca in verticale per Cocco che salta al portiere, calcio di rigore ancora una volta per il Tortolì. Intervento coi tempi sbagliati di Sanna, che viene espulso. Incredibile finale al Fraloci, Sant'Elena in 8 addirittura. Espulso Sanna, terzo rosso per il Sant'Elena nel giro di 3 minuti. Finale folle, folle al Fraloci, c'è calcio di rigore per il Tortolì. Intanto qualche problema anche sugli spalti, con qualche problema con i tifosi delle due squadre, presumibilmente entrati a contatto. Il pallone ce l'ha saldo tra le mani Cocco, intanto il Tortolì fa un cambio, esce il numero 4. Anzi, perdone, il numero 14, Ferrareis. Un cambio doppio per il Tortolì, esce Contu ed entra Pili, ed esce anche un altro calciatore ovviamente del Sant'Elena, che dunque si ritrova in 8 uomini. Ovviamente entra il secondo portiere Nicolas Medda, che dunque dovrà provare a mantenere in vita il Sant'Elena con questo calcio di rigore. Dunque ingresso in campo piuttosto complicato, ma soprattutto importante per il secondo portiere del Sant'Elena, che ora si trova all'1 contro 1 con Lorenzo Cocco pronto dal dischetto. Potrebbe chiuderla qui il Tortolì. Fissia Succu, parte Cocco, 2-0 Tortolì che chiude i giochi. Torna a vincere la squadra ogliastrina grazie a 2 rigori trasformati prima da Pirodi poi da Cocco. Pomeriggio amarissimo quello del Fraloci per il Sant'Elena. Ha chiuso definitivamente la pratica Sant'Elena, la squadra di Giordano, che dunque, cominciamo a dirlo, può sorridere nella sua prima in panchina da allenatore del Tortolì. Sarebbe interessantissimo capire quanto sia stato concesso di recupero. Siamo già all'interno del terzo di recupero, oltre il 90esimo. Da capire quanto ancora lascerà correre il signor Succu di Nuoro. Dalla panchina Lorenzo Cocco ha trovato il suo terzo gol in campionato. Era secco dalla prima contro il Carbonio, dove aveva deciso la partita con una doppietta.
E intanto il Sant'Elena non gioca questo pallone, incredibile quanto sta accadendo al Fraloci con il Sant'Elena che muove lentamente questo pallone quasi in segno di protesta. Incredibile davvero quanto stiamo raccontando dal Fraloci. Palla che rimane in campo con i giocatori che si disinteressano del pallone, i secondi passano. E il Sant'Elena che davvero si disinteressa in ogni modo di giocare questo pallone, facendo melina, scambiandosi il pallone con dei semplici passaggi. Il Tortolì non pressa, alla fine continua a giocare, a fare giro palla. Il Sant'Elena non la migliore delle immagini, un campionato comunque di eccellenza, il primo campionato regionale. Dopo 3 espulsioni il Sant'Elena decide di alzare bandiera bianca, forse anche con tanta polemica nei confronti dell'arbitro. Tanti episodi a sfavore quest'oggi del Sant'Elena, va detto, 2 calci di rigore, un gol annullato dopo essere stato convalidato, le 3 espulsioni, pomeriggio davvero non facile per il Sant'Elena. L'arbitro Succo al fischietto in bocca, parrebbe vicina alla fine di questo Tortolì Sant'Elena. Il Sant'Elena che mantiene incredibilmente il possesso palla, poi addirittura lo regala al Tortolì che non sembra intenzionato a forzare la manovra. Una scena abbastanza surreale questa. Tortolì che fa giro palla, si aspetta naturalmente solo il triplice fischio dell'arbitro Succu, che infatti fischia 3 volte. Il Tortolì torna a vincere nella prima di Giordano, che festeggia il suo compleanno con 3 punti. Tortolì che torna dunque a vincere dopo tanto tempo, soprattutto qui al Fraloci, dove non segnava da oltre un mese. Ne trova 2 su calci di rigore che dunque decidono questo Tortolì Sant'Elena. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo bel pomeriggio di calcio sugli schermi di Directa Sport. Un grazie al nostro Andrea Farris per le immagini, un saluto da Francesco Pala, linea alla regia.